Vittoria meritata per l'Akragas del tecnico Giuseppe Anastasi che con il più classico dei risultati ha piegato un Mazzara combattivo, roccioso e ben organizzato nel reparto difensivo. Rispetto alle altre precedenti giornate, la compagine di tempo è apparsa molto più vivace, tonica nei vari reparti e quindi molto concentrata. Primo tempo tutto sommato equilibrato con una supremazia territoriale biancazzurra. Le occasioni migliori sono state diverse, che avrebbero meritato migliore fortuna per i ragazzi di Anastasi. Al settimo una conclusione a fil di palo di Lavardera su assist di Leonard mette sotto pressione il Mazzara che controlla e rinvia. Al 45esimo un doppio sombrero di Punzi in piena area avversaria fa gridare al gol, ma l'attento portiere Pizzolato respinge a pugni uniti la forte conclusione del difensore biancazzurro. Si va al riposo sul risultato di parità, ma al rientro in campo la musica cambia decisamente. Al 49esimo infatti l'Akragas si porta in vantaggio con Lucas Corner, bravo a correggere in rete un assist insidioso sul calcio di punizione. Il Mazzara cerca di reagire, ma lo fa confusamente. Al 64esimo i canarini di Marino sfiorano il pari con il nuovo entrato Federico, il quale con un tiro a rientrare colpisce la traversa di Di Carlo. Scambato il pericolo, l'Akragas effettua un bel po' di sostituzioni per rifiatare. Forcing finale del Mazzara, alla vana ricerca del pari, che si scopre parecchio ed in pieno recupero subisce il raddoppio di Giuffrida in contropiede con il portiere Pizzolato che aveva lasciato incustodita la propria porta. 3 punti importanti per l'Akragas che scala la classifica generale e si ritrova in seconda posizione. Innanzitutto ho visto una bella partita, due squadre affrontarsi a viso aperto. Devo fare i complimenti al Mazzara, la conoscevo già come squadra ma ha tenuto benissimo il campo. Poi il risultato è stato dalla nostra parte, penso che noi abbiamo avuto un po' più piglio giustamente giocando in casa, abbiamo creato un bel po' di palle gol e poi il risultato è stato dalla nostra. Ecco, un risultato di 2-0 avete sbloccato la gara in avvio di ripresa, però la gara è stata incerta, l'esito è stato incerto fino all'ultimo, poi il gol del definitivo 2-0 è arrivato soltanto nel recupero. Sì, perché noi siamo passati in vantaggio subito nel secondo tempo, anche se devo dire onestamente avremmo potuto chiudere in avanti come risultato anche nel primo tempo. Poi è normale che una squadra come il Mazzara ha subito il gol, è venuta avanti, sono saltati un po' tutti gli schemi perché c'è stato da 20 minuti alla fine, loro giocavano in 4 in avanti ed è diventata una partita aperta, il centrocampo di entrambe le squadre si è spezzato perché c'erano delle ripartenze continue sia dall'una che dall'altra parte. Devo dire che noi siamo stati bravi a mantenere il risultato e poi al 95esimo, una ripartenza senza portiere, abbiamo fatto il 2-0. Un'ultima battuta sui risultati odierni, a sorpresa la testimonianza che non ci sono gare scontate in questo campionato. Guarda, non voglio essere presuntuoso, per me non è una sorpresa, io ho detto 2 settimane fa, questo campionato puoi vincere con tutti, puoi perdere con tutti. Qualcuno si è stranizzato del nostro risultato di domenica a Marsala, perché giustamente tutti si aspettavano, anche noi, di andare a vincere a Marsala, però oggi, se non sbaglio, Casteltermini Mazzarese ha vinto il Casteltermini, Canicattì ha perso in casa, Manissa ha perso in casa. Questo è un campionato aperto, è un campionato molto livellato e la spunterà prima di tutto chi ha una buona società alle spalle, ed io devo dire che ad oggi noi fortunatamente abbiamo una grande società e poi, come sempre dico, i campionati si vincono ad aprile e non a ottobre. Post partita di Akragas Mazzara terminata 2-0 allo stadio del Seneto, siamo con mister Dino Marino. Mister, innanzitutto che partita è stata? È stata una partita di tante volte, tante facce, tante situazioni. Diciamo che nella prima quarto d'ora l'Akragas ci ha messo sotto, sono molto onesto, meritava di fare 1-2 gol. Poi abbiamo sistemato alcune cose e da lì in poi, dopo 20 minuti, abbiamo ripreso la gara in maniera come si deve. Poi è stata una partita giocata da entrambe le parti fino alla fine del primo tempo. All'inizio del secondo tempo, iniziando a giocare, abbiamo avuto una punizione alla 3/4 che secondo me lì hanno fatto il gol, che il giocatore del Lucas, mi sembra, al centravanti, innanzitutto era avanti a tutti e quindi era fuori gioco, e poi ha fatto
fatto il fallo sul nostro portiere. C'erano 2 falli in uno e hanno fatto gol. Allucinante, ma va bene così, accettiamo il verdetto. Poi dopo il gol loro si sono abbassati, che hanno difeso questo risultato, noi abbiamo giocato, ho messo pure 3 attaccanti, abbiamo tentato di pareggiarla, ma alla fine in contropiede abbiamo preso il secondo gol, che anche lì il secondo gol era in fuorigioco perché il ragazzo che ha fatto gol era dopo la metà campo, non prima, quindi al 49 eravamo avanti, ci può stare, non fa niente, non è quello il problema. La sconfitta ci può pure stare, forse la meritavamo per carità, ma per come l'abbiamo presa no.